Beppi Ross ha avuto la meglio ai punti su Francesco Badalassi in un incontro sulla distanza di 8 riprese, svoltosi al Palazzetto dello Sport di Treviso. Il verdetto ha sollevato più di una discussione, poiché Badalassi, calzoncini con banda bianca, non avrebbe forse demeritato il pareggio. Nelle prime 5 riprese Ross ha avuto la meglio, ma nel corso del sesto round si è acceso un vivacissimo scambio a corta distanza, nel corso del quale Badalassi, più tecnico del suo avversario, ha inflitto a Ross una lunga serie di colpi efficaci, tanto che l'arbitro ha ritenuto opportuno interrompere l'incontro per contare in piedi il trevigiano. Ecco appunto la più drammatica fase del combattimento tra i due pesi massimi. Dopo il conteggio Badalassi si è ancora lanciato sull'avversario, ma Ross ha potuto concludere senza altri gravi danni la ripresa. Nel finale si sono avuti ancora scambi di un certo rilievo tra i due contendenti e alla fine Ross è stato dichiarato vincitore, forse per la prevalenza fatta registrare nelle prime riprese.